corsa è praticamente finita, si aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara della società di Patrono Urso. Intanto l'attesa è finita, si comincia, è iniziato. Canicattì superato con il primo pallone da parte in tal senso, con la conclusione da parte di Corallo, quella botta subito risposta. Intanto Ronaldo commette il fallo e viene ammonito. Subito qui pronti via, ammonito. Calcio d'angolo, Gonzalez in mezzo subito per Corallo con la grande in fase difensiva ma anche in fase intanto il tiro da parte di Scigliano, vedremo se tirerà direttamente in porta. Sì, traversa clamorosa da parte di Scigliano, non c'è riuscito. Allora questa rimessa laterale è stata potessa da Ronaldo, tacco, poi Nathan capisce tutto per i Canicattì, prova ad involarsi lì centralmente Nathan, ancora lo specchio libero, la parata di Sanz, poi Ronaldo col colpo di tacco, il genio si è acceso con questa ghiotta qualità molto spesso. Rosso, rimessa laterale che nel voto adesso direttamente dentro la porta, se la ritrova lì e poi il tiro all'indietro. Corallo, Gonzalez provato a girarsi, Gonzalez e poi Ronaldo, e la conclusione da parte di Scigliano. Scigliano lì sulla destra con la punta, c'è Piccioni, poi ancora Scigliano col tacco, il tiro, la parata da parte di Gonzalez e poi ancora Giuligno. Poi Giuligno, Piccioni, Nathan recupera la sfera, caltapiano, tocco per Nathan, il tiro, Nathan sblocca il risultato per la Sparta Livatino, ci pensa Nathan con un grande recupero palla e poi la conclusione e il gol. Uomo del Soverato, allora Monterosso, quindi Ronaldo prova a girarsi, Ronaldo, che gol! Ronaldo, la classe e la qualità di Ronaldo, ci ha lasciato anche di stucco. Poi Del Ferraro, poi Ronaldo col colpo di tacco, la parata da parte del Ferraro e poi Messina e con Sanz che prova a girarsi col tiro, Sanz 2-1, raddoppio da parte del Canicattì e che gol da parte di Sanz, il suo sesto. Allora la prima frazione di gioco, ricordiamo il risultato, quello di 2-1 in favore del Canicattì. Live direttamente nei vostri teleschermi. Intanto si inizia 1 contro 1 con Giuligno, lo aspetta, poi Lorenzana si accentra, la conclusione non va per Giuligno, con la giocata in avanti, la verticale a terra Verardi con il tocco di ritorno, la grande parata da partita del Ferrari e poi controvedava Sanz lì, prova a mettere il pallone in mezzo, Gonzalez, ottima la giocata, il colpo di tacco da parte di Lorenzana che non c'entra però lo specchio della porta, dietro alla ricerca di Giuligno, è uno schema, poi il pallone da parte di Piccioni, contrasto tra Ronaldo e Corallo, è uno schema da calcio d'angolo con la virgolata per parte di Gonzalez, poi Ronaldo non passa e c'è fallo, ostruzione e ammonizione per Corallo. Calcio di punizione sul pallone, c'è Scigliano con la conclusione, il velo da Scigliano, c'è Ronaldo ancora una volta di spalle col tacco per Scigliano. Da qui al termine dell'incontro la giocata per Fuschi, che giocata, poi Sanz, non arriva il tapino da parte di Gonzalez, ma che giocata, muovere la retroguardia e poi la conclusione da parte di Ronaldo, ottima la retroguardia, poi con la conclusione direttamente nella porta avversaria che è sguarnita attualmente con Ronaldo, poi con il mezzo il tiro a rete, il gol, Piccioni, due pari, ultima azione del match, Gonzalez tocca all'indietro, finisce così, il triplice fischio da parte del direttore di gara termina con un pareggio il match di questo sabato 18 ottobre 2025 tra Canicattì e Soverato. Il risultato è quello di 2-2, due squadre che adesso si trovano entrambe nella stessa posizione in classifica, ovviamente